Transparent z napisom 1% uničuje svet nad trgom Svetega Marka, nato pa v policijskem spremstvu na policijsko postajo. Vorrei che riuscissimo a collaborare come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. C'è un genocidio in corso. Jeff Bezos porta soldi, abbiamo sentito dire. Ma noi cittadini non abbiamo bisogno delle donazioni di un super ricco per le nostre città. Abbiamo bisogno di un sistema economico sano ed equo, di una tassazione in base al reddito vera. Včeraj pa so protestniki ameriškega milijarderja v obliki lutke na paketu njegovega podjetja spustili v laguno. Zaročenca sta v mesto prispela že včeraj, kot tudi hčerka ameriškega predsednika Ivanka Trump z družino. Danes pa še številni drugi svatje, od ameriške TV voditeljice Oprah Winfrey in več članic družine Kardashian do jordanske kraljice Ranje, večinoma z zasebnimi letali in jahtami. Stanno rovinando il pianeta. Ma proprio lo stanno rovinando, è tutto per il business dei soldi. Ma questi non hanno nipoti, no? Il futuro dei nipoti cosa avviene? Queste nozze saranno importantissime dal punto di vista sia economico che della produzione di futuri flussi turistici. Bezos po Forbesovem seznamu najbogatejših zemljanov na 4. mestu je po besedah guvernerja dežele Veneto za različne projekte v Benetkah namenil 3-milijonsko donacijo.